Quartier generale, che succede? Magazzini commerciali chiusi per mancanza di acqua e dell'elettricità. Ovviamente l'elettricità è arrivata, ci arriva direttamente da fuori. Tutte queste zone ovviamente stanno soffrendo un po' per via delle miniere che ho aggiunto, ma io cercherò di fargli cambiare idea. Lo so ragazzi che siete arrabbiati, però forse qualche parco potrà farvi cambiare idea, io non credo. Mamma mia. Non so ragazzi qua come fare. Queste case vicino alle industrie. Guardate che forti le luci che si accendono e si spengono. Lo so che... Ma cosa posso fare io? Cosa posso fare? Queste zone saranno un po' sacrificate, certo. Ma questa è una zona che dobbiamo sfruttare a ogni costo, se no coliamo a picco. Potrei aggiungere qualche altro parco, magari in questa zona rossa. Qua non credo che andremo a sfruttare niente di che, ma non credo che i cittadini sono contenti con un padiglione per il barbecue, che lasciando perdere tutto è messo proprio accanto alla zona di estrazione. No, mi sa che i cittadini non sono affatto contenti. Lasciamoli per adesso ragazzi. Per quanto riguarda il guadagno orario, diciamo, la felicità industriale sta toccando livelli mostruosi. Adesso andrò a migliorare le strade anche qua, perché davvero possiamo convertirle in zone ad alta densità. Perfetto. Queste poche industrie che abbiamo riescono a funzionare benissimo. Perfetto, un po' di carbone lo continuiamo a bruciare. Abbiamo... Cosa c'è che non va qua sopra? Ancora carenza di acqua. Ma se vi ho detto che la stiamo prelevando di qua o no? Che sta succedendo? È tutta l'acqua da dove... Quanto ci vuole per portare l'acqua qua su? Siamo collegati? I tubi funzionano? Perché non gli arriva? Io non riesco a capire. Chiusi, ci serve acqua. Guardate dell'acqua che abbiamo, che stiamo pompando. A livello di municipio siamo arrivati a 30.000 abitanti. Cosa c'è qua? Il deposito è pieno. Ho capito. Vabbè, ma al più presto verrà svuotato. Anche qua è pieno. Anche qua. Con questa mancanza di acqua c'è stato un problema mostruoso. Ancora. Ci serve... Ma è che cos'è? Un bug? Guardate. Quanta acqua... Quanta acqua... Cioè, vediamo un po'. Necessaria 148. Capacità... guardate un po'. Aggiungiamone un'altra. Non lo so, aspettate. Non guadagniamo neanche soldi però così, perché i magazzini sono tutti chiusi per mancanza di acqua. Ma mancanza di acqua dove poi? Io non riesco a capire. Compriamone un po' da fuori allora, per adesso. Vediamo quanta ne hanno disponibile. 2.7. Compriamola da queste due città. Se proprio... Non ho capito io perché manca quest'acqua. C'è pronta, abbiamo messo una stazione di pompaggio. Ancora. Ragazzi, questa è una cosa stranissima, Cioè, ma non solo, abbiamo anche le altre zone di raccolta. Vediamo. Ecco, qua è arrivata. Facciamo così allora. Boh, io questa cosa non me la spiego. E che cosa possiamo fare per portarla? Cioè, non ci sono interruzioni. Ecco, l'acqua arriva. Forse è poca. Ragazzi, se è poca possiamo fare un'obbligazione B da 50.000 dollari e collocare una nuova pompa. È l'unica cosa. 30.000 addirittura. Infatti da 25.000 dollari. Ecco qua. Allora, andiamo? Come va adesso? Ora l'acqua c'è? Ora siamo contenti? Ora no? Non riesco a capire io, ragazzi. Vediamo un po'. Ah, qua è arrivata, perfetto. Vediamo se arriva pure al magazzino, se dobbiamo
colare a picco con le finanze, perché stiamo perdendo un sacco di soldi per via dell'evoluzione dell'industria e per via di questa mancanza d'acqua stranissima. Ma aspettate, che cosa c'è qua? Fermi. Qua l'acqua non passa. Cos'è ferma? Ma perché qua non ci arriva? Che c'è un dislivello? Aspettate. Cosa si deve potenziare? La strada? No. Ma non capisco io. Che c'è un'interruzione nel condotto? Allora, questa è una cosa molto strana. Allora, l'acqua arriva, ma qua poi si ferma. Allora, ragazzi, è una cosa molto strana. Cioè, l'acqua ce l'abbiamo e abbiamo anche tonnellate di acqua. Però appena arrivati là, si ferma. Vediamo un po'. Oh, forse è arrivata. E che cosa si era buggato? Non riesco a capire. Vediamo qua. Boh, ragazzi, non ho idea. Adesso l'acqua è arrivata al deposito commerciale e credo e spero che si metta in funzione, perché se non vende tutta la roba che ha dentro finiamo col chiudere la città, perché con l'obbligazione che ho fatto per comprare l'altra zona di raccolta ho perso parecchio e quindi mi sa che proprio devo chiuderla momentaneamente. Guadagniamo un po' di soldi. Vediamo come va adesso. E ora siamo a 22. Ma non ce ne devono essere problemi. Siamo sempre sopra il giallo. Ok. Allora, cosa succede? Il deposito è pieno a livello di petrolio. Certo, era tutto chiuso. Un attimo adesso. Dobbiamo aspettare che tutto ritorni al suo posto. Quindi qua stiamo esportando tutto. Tutto sta ripartendo, ragazzi. I treni adesso ritorneranno. Qui c'è il carbone. Perfetto. Qua è pienissimo di petrolio che dobbiamo usare locale, esportare. Qui abbiamo carbone da esportare. Qui abbiamo questa fabbrica da eliminare. Allora, il petrolio qui lo dobbiamo esportare. Qui pure. Ok, stiamo riguadagnando a livello orario. Vediamo se adesso con il prossimo treno riusciamo a rimetterci in soldi. Perfetto. Vediamo intanto di fare un po' di pulizia qua, le solite case che vanno a fuoco. Oh, perfetto, sono arrivati un po' di soldi. Acquisto di energia, perché? Ci manca, ovviamente l'energia serve. Allora, questo deposito è pieno, gli aggiungiamo un nuovo camion delle consegne. E qui dobbiamo aggiungere, credo, una nuova zona di raccolta per il carbone. Dov'è? E al più presto anche una per il petrolio, che siamo pieni. Ecco che arriva il treno merci. Riuscite a esportare un bel po' di roba, perfetto. E adesso una in più per il petrolio. Qui. Una per le merci è qui, quindi le industrie potranno esportare tutto qua su. Guardate che belle fabbriche, eh? Perfetto. Io farei una cosa qui, eliminerei questo per i minerali. Via. E gliene aggiungerei un altro per le merci. Benissimo. Ok ragazzi, abbiamo 126.000 dollari. Estinguiamo il nostro debito immediatamente, così siamo a posto sempre a livello di tasse. Perfetto, stiamo andando benissimo. Allora, con il carbone ci stiamo mettendo per adesso. Stiamo prendendo un'ottima posizione, quindi sfruttiamo ancora il terreno e andiamo ad aggiungere delle nuove miniere. Scava nella cava. Perfetto, andiamo ad aggiungere nuove zone di estrazione. Ovviamente non possiamo dare fastidio. Ok, servirà acqua adesso, credo, con questa nuova miniera. Ecco, infatti, accendiamo adesso la nuova pompa disponibile qua. Tac. Preleviamo tutta l'acqua possibile e immaginabile. Abbiamo accesa? Sì? Funziona? Benissimo. Perfetto, l'energia la prendiamo da fuori. Tutto questo carbone ottiene un guadagno di almeno 15.000 l'ora. Ragazzi, sta andando alla grande. Grazie alla regione. Guardate un pochettino tutta la cacca delle nostre persone dove va a finire.
dai loro gabinetti fuori dalla regione. In fila anche la cacca insieme alle auto, come potete vedere. Pagano anche loro l'autostrada per andare a farsi trattare da qualche parte. Però ragazzi, la città sta crescendo, stiamo avanzando benissimo. La felicità industriale adesso è un po' calata, però stiamo andando benissimo. Vorrei dare un taglio a questa criminalità, per esempio aggiungendo qualche nuova auto della polizia. Adesso ne aggiungiamo 2 in più, così i crimini al giorno vediamo di farli diminuire. A livello di salute, la sala d'attesa qui è quasi, dov'è? Colma, anzi, clinica al limite. Gli aggiungiamo una nuova zona per le cure e una nuova ambulanza, così abbiamo rinforzato un po' questa zona. Perfetto, vediamo come va a livello di quartier generale del commercio. Ci siamo evoluti, abbiamo ancora un bel po' di soldi da investire. Che è successo? Che è successo? Carenza di lavoratori? Non ci credo, mancano persone. Non ci credo, mancano persone, non ci sono minatori. E come facciamo? Dobbiamo fare qualcosa. Felicità dei residenti alta, sì. Problemi di spazzatura, la discarica è quasi piena, certo. Adesso la bruciamo un pochettino la spazzatura, visto che abbiamo un po' il vento che tira da quella parte. Però non so se bruciarlo con il control net. Ah, abbiamo bisogno del control net. Facciamo una cosa, aggiungiamo un'altra zona di scarico qui, così stiamo un po' tranquilli per un altro po' di tempo. E poi vediamo. Non ci sono... Ecco, i lavoratori sono arrivati. Nuova miniera, ragazzi. Nuova miniera. Una, 2, 3, 4. Questa era l'ultima miniera, ragazzi. Basta così. Abbiamo sfruttato tutto il carbone nel sottosuolo. Credo che questa sia la mappa con più miniere della mia storia su SimCity. L'acqua è sempre disponibile. L'energia pure. Ah no, l'energia la compriamo sempre da fuori. La stiamo acquistando. Chi è che la fa di meno? Vediamo un po'. Chain siding. White Run un pochettino meno la fa, quindi la prendiamo da lui. Un altro po' di energia. C'è la villa del sindaco che è disponibile. Andiamo a posizionarla in una zona, vi immaginate, vicino alla, come dire, alle industrie. Però io più che altro questa zona, dove la andrei a mettere? La villa del sindaco, che migliora un po' il terreno. Vicino alla... non lo so. Non c'è posto per adesso. Va bene ragazzi, io credo che per oggi abbiamo fatto parecchio. Abbiamo lanciato avanti la nostra industria di carbone, che credo che stia arrivando a livelli proprio elevati. Abbiamo così tanto carbone che non sappiamo che farcene. 200 tonnellate stoccate qui. Ci servono dei camion per il trasporto. Ne aggiungiamo un bel po', ci servono, ecco, 4 camion in più. Così riusciamo un po' ad affrontare tutto. Bene, adesso che scaviamo, vediamo quanto carbone produciamo. 108 tonnellate a miniera, quindi circa 100 tonnellate. Vediamo quante miniere abbiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miniere. Quindi produciamo quasi 800 tonnellate di carbone al giorno. Ah no, ecco, qua c'è tutto addirittura 534, forse qualcuna ancora deve prendere piede. Però ragazzi, sta andando benissimo. Qua guadagniamo col petrolio sempre al massimo. Estrazioni, trivellazioni, anzi continue tutto il giorno al massimo. Quindi per adesso sono soddisfatto della regione. Stiamo andando proprio alla grande. Al solito vendiamo il nostro petrolio e il nostro carbone in una maniera grandiosa. Credo che tra un po' potremmo iniziare a mandare le nostre risorse alla grande opera. La raffineria è chiusa. Qui con ai prossimi... Adesso con i soldi che stiamo guadagnando dobbiamo aiutare un po' la popolazione che sta vivendo, diciamo, un periodo un po' difficile. Magari conferendo loro cure più adeguate, magari mettendo l'ospedale, oppure migliorando un po' le cliniche. Magari con i crimini dobbiamo riuscire a controllare meglio la situazione. Potete vedere la criminalità, ormai ci sono solo 5 crimini commessi al giorno, però con tutte queste pattuglie che ci sono in giro riusciamo a
gestire meglio la storia. Abbiamo 250.000 dollari. Potremmo, ragazzi, adesso convertire un po' tutte le industrie in industrie pulite. I residenti qui. Comunque, questi soldi li investiremo all'interno del prossimo video. Ci becchiamo, ragazzi, all'interno della prossima avventura. Ciao a tutti.